Un centinaio di pescherecci, 1500 occupati nelle aziende di acquacultura. Siamo a Pila, frazione di Porto Tolle, seconda marineria d'Italia. L'emergenza del granchio blu non si arresta. Da Coldiretti Veneto il presidente della regione Luca Zaia ad ascoltare i pescatori. In vista della stagione autunnale necessari ammortizzatori sociali, ma serve lo stato di emergenza. Da inizio anno sono state raccolte oltre 400 tonnellate di esemplari, ora c'è il problema dello smaltimento, afferma Marina Montedoro, direttrice Coldiretti Veneto. Dopo aver invaso le aree salmastre della regione, ora il granchio blu ha iniziato a riprodursi anche in mare. Distrugge cozze, vongole, ostriche, ma anche branzini e orate. Si cerca una soluzione, si cerca per esempio un antagonista naturale. Abbiamo sentito le istituzioni del territorio. È ciò che Luca Zaia, il governatore del Veneto, ha detto durante la conferenza stampa. È una giornata molto importante, non solo perché arriva il governatore, ma soprattutto per il tema di cui trattiamo. Siamo a Pila, una delle marinerie più importanti che abbiamo nel Veneto. L'attacco del granchio blu sta compromettendo gravemente il futuro di queste lagune e credo che la presenza del governatore oggi vada a testimoniare la necessità dell'emergenza nazionale a cui ci siamo rivolti e a cui si è rivolta la regione del Veneto. Tanto siamo senz'altro molto contenti della visita del Presidente Zaia, perché credo che questo sia un altro importantissimo segnale. Noi come provincia ovviamente siamo assieme al resto delle istituzioni che come il Governo e la Regione hanno già dimostrato di essere molto sull'argomento con grande impegno e con grande attenzione. Lo siamo anche noi, stiamo istituendo un tavolo proprio assieme al mondo dei pescatori, perché riteniamo che questo comparto della pesca sia assolutamente centrale nella nostra economia, nel nostro sviluppo, e ha questo problema, questo dramma del granchio blu ha delle implicazioni che non sono solo e soltanto economiche. Il nostro tavolo vuole avere la finalità anche di concordare assieme agli operatori quelle che possono essere le misure che secondo le nostre competenze, secondo le nostre capacità ci potranno permettere di aiutare questo comparto in questa lotta che sta veramente devastando non solo, ripeto, economicamente il nostro territorio, ma può avere dei riflessi anche sociali molto, molto importanti. Da questo punto di vista credo che troveremo assieme il modo per essere d'aiuto in maniera concreta. La Regione è vicina in questa giornata ai pescatori di Porto Tolle e anche ai pescatori di tutto il comparto del Po. Che previsioni prevede anche per aiutare un po' questa situazione? Allora, la certezza è sicuramente che continuerà la grande collaborazione a tutti i livelli, quindi enti locali, provincia, regione, governo ed Europa. Ovviamente è una situazione mai vista prima sulla quale bisognerà continuare a lavorare, non è un'emergenza che finirà domani, purtroppo ne siamo tutti consapevoli, però al di là degli indennizzi che la regione ed il governo stanno mettendo in campo è importante poter essere vicini agli addetti ai lavori, ascoltando anche i suggerimenti che arrivano dal mondo della pesca, la messa delle nasse e tutta una serie di provvedimenti che stiamo prendendo proprio a livello pratico nelle acque sicuramente è d'aiuto, ma bisognerà pensare a provvedimenti a lungo termine. La lotta è evidente, la presenza del Presidente Luca Zaia oggi è sintomo di quanto la Regione sia vicina al mondo della pesca e a tutto il comparto, e oggi, domani e sicuramente nei prossimi mesi sarà necessario poter mantenere l'attenzione alta a tutti i livelli per poter mettere in campo tutte le misure necessarie al blocco di questo predatore terribile. Sono al vaglio diverse possibilità, vanno comprovate, evidentemente non si può agire sulla base della casualità, però sono sicura che insieme potremo raggiungere dei grandi risultati. Uno Scaldovari, uno nel mercato di Scaldovari e uno qua da me, che sono anche il direttore del mercato. E come ha parlato benissimo lei, il nostro futuro l'abbiamo investito in questo, quello che abbiamo detto. Non sappiamo più se ci abbiamo un futuro, perché tutto quello che facciamo è solo un tamponare e basta.
senza vedere risultati effettivi. Quindi abbiamo, come mai, prima d'ora, come adesso, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di tutte le istituzioni che ci diano una mano. Noi la nostra parte la faremo di sicuro, stiamo facendo dei piani di lavoro per l'inverno, perché si spera che l'inverno almeno questo branco si calmi, quindi sarà cambiare totalmente la maniera di lavorare, però abbiamo bisogno di voi, perché veramente vedo i miei pescatori, i miei soci e tutti i soci, che siamo tutti sullo stesso piano, li vedo molto a terra. Non sapevo più se ci sarà domani. Si parla di dicembre, secondo me non si arriverà sicuramente a dicembre. Già ad ottobre dovremmo fare delle decisioni drastiche, come ha detto bene il nostro Presidente del Consiglio. Quindi grazie. Lo so che non riuscite a darci subito le risposte, ma almeno proviamoci. Grazie. Bravo Giovanni. Parliamo della pesca e poi direi tutto. Io poi sono stato invitato da loro, quindi grazie. E un saluto a tutti voi. Ho ascoltato con attenzione, ho ben chiara la situazione, vi ricordo che sono stato ministro della pesca, voi ve lo ricordate bene, io sono quello degli ammortizzatori sociali per la prima volta in barca, sono quello della piccola pesca entro le 3 miglia, sono quello che ha portato tutto il lavoro relativo ad esempio al tema dei fasolari, vongole, ne abbiamo fatte tante robe assieme. Io ho vissuto il caro gasolio allora, cioè i pescatori con le lacrime negli occhi non si usciva più. Ho ben chiara anche la dimensione produttiva che vorrei ricordarvi. Qua siamo nella seconda marineria del Veneto, dopo Chioggia, lo ricordava Giorni forse prima, o Luigino, qualcuno insomma l'ha ricordato prima, e siamo in una situazione come Veneto, che è bene ricordare, non irrilevante. Pensate solo che sul fronte delle vongole noi abbiamo una produzione che arriva quasi al 40% della produzione nazionale, 39,5%. Qui si producono 52.000 quintali di vongole. La scelta è se la dobbiamo mangiare noi umani o il granchio. C'è tanto da fare. 20.000 quintali di cozze, di occhi, e tutto un comparto produttivo. Le cooperative di Marchesini sono 14 cooperative, no? Sono 1.500 persone, pescatori, un comparto produttivo che noi non possiamo pensare di trasformare in un comparto di ristoratori. Io non sono qua a dirvi che il futuro del granchio è quello del ciaparro e magnarlo, sì, anche questo, anche perché vi ricordo che di necessità virtù comunque un minimo di reazione c'è stata. 149 tonnellate dall'inizio ad oggi destinate al consumo umano sono andate, ovviamente sappiamo bene tutti che devono essere granchi più grandi, quello da moecare, insomma tutta questa storia che non è prendere la rete e venderlo. Però resta il problema che noi comunque questa sfida la dobbiamo vincere. Allora, io non sono abituato a fare promesse, vi dico come stanno le robe. Prima il governo si è mosso, ha stanziato questi 2.900.000 euro, non bastano ma aiutano. Non basta ma aiuta, nel senso che ci aspettiamo ovviamente altre misure, ne ho parlato in più occasioni, c'è sensibilità, ovvio che noi la viviamo con più ansia. Johnny prima aveva gli occhi lucidi, dove è Johnny? Franzoso, dove sei andato? Andava a pescare? Però io vi ricordo che il 24 luglio ho dichiarato lo stato di calamità che compete a me come regione. Il sindaco mi ha chiamato più volte, abbiamo parlato più volte, con diretti, i pescatori, le associazioni, sono tutti, io ho avuto contatti sempre con tutti. L'8 agosto noi siamo l'unica regione che ha fatto la lettera e ha mandato la lettera a Roma, l'8 agosto, non ieri mattina perché dovevo venire qua. Ho chiesto lo stato d'emergenza. Lo stato d'emergenza è una condizione nella quale ci si entra raramente, soprattutto in contesti come questi. E questo è pesca barra agricoltura, direi, no? Infatti usiamo il termine semina. Ecco, se portiamo a casa lo stato d'emergenza, ma ci toglierei il condizionale, non ci sono alternative, lo Stato deve dichiarare lo stato d'emergenza, intanto tamponiamo, perché quei 52.000 quintali più 20.000 di cozze di OP e 52.000 di vongole veraci, ovvero il 40% produzione nazionale, se l'anno scorso abbiamo avuto un più 10%, quest'anno chiudiamo il bilancio con meno 80, meno 90%, cioè vuol dire non chiudere nessun bilancio.
vuol dire che se non ci sono ammortizzatori sociali, intanto per tamponare gli sbilanci dei bilanci, scusate il bisticcio di parole, dei pescatori, della marineria, qua nessuno il prossimo anno si ripresenta a pescare. Perché comunque è un settore che è sempre tirato, sentiamo che è sempre con un carburatore confietto. E allora questa è la prima preoccupazione, lo Stato, cioè il governo, deve dichiarare lo stato di emergenza. Se non abbiamo lo stato di emergenza, noi qua oggi, guardate, questo non è polemica, è un dato di fatto, ve lo dico anche da ex ministro, se non abbiamo lo stato di emergenza siamo zoppi nelle misure che possiamo adottare, nell'aiuto alle marinerie, agli imbarcati, che alcuni dovranno avere gli ammortizzatori sociali, dovranno avere delle misure, alla deroga dei pagamenti rispetto alle scadenze. Dopodiché noi dobbiamo debellarlo. Ho accolto e accolgo la posizione dei Coldiretti, dice ma parlate con Veneto Agricoltura che è nostra, una società nostra, sto parlando di voi, di Veneto Agricoltura rispetto ai biodigestori. Io penso che se vogliamo dare anche un segnale, al di là dell'aspetto diciamo del consumatore finale, però il tema della biodigestione sia assolutamente la soluzione. Ma bisogna remunerarla, non può essere che è un rifiuto già nel momento in cui lo prendi dal mare. Quello che lo prende dal mare deve essere comunque remunerato. Io personalmente penso, ma questo è un pensiero mio, che se non siamo aiutati dalla natura, non so, cambiano le condizioni, ad esempio a me inquieta pensare, noi abbiamo tutte le lagune sostanzialmente martoriate, perché parto da Bibbione, parto dalla laguna del Bibbione, Caule Bibbione, parlo dalla laguna del Mort, Eraclea, vi dico dove c'è il granchio blu in Veneto, la laguna diciamo di Venezia, quindi tutta la laguna veneta fino ovviamente ai territori di Chioggia eccetera, poi ovviamente il delta del Po è interessato, quindi noi tutta la parte diciamo fra virgolette salmastra del Veneto l'abbiamo già tutta interessata da questo. Qualcuno maldestramente, lo dico quei che viene qua, come si dice, e non sanno che si trovano in Veneto, dicono ah ma chissà adesso avete il problema, prima non ce l'avevate, abbiamo visto che era presente dal 1949, si parla del primo granchio del 49, non so chi lo ha trovato, però vi ricordo che una femmina, mediamente questo soggetto vive dai 3 ai 4 anni, una femmina fa dai 7 agli 8 milioni di uova, quindi non si dirà più fanno figli come i conigli, ma bisogna dire se fanno figli come i granchi blu, perché lo vediamo la crescita esponenziale. Da inizio anno ad oggi sono state catturate o catturati per un equivalente di quasi 500 tonnellate di granchio blu dai nostri pescatori, che è un'azione anche sociale, permettetemi di dire, no? Perché questa è una pesca, cioè alla fine te lo trovi nelle reti. Ha ragione Regino Marchesini quando dice non mangia solo le cozze e le vongole seminate, perché capita, io ho visto dei video dove aprono la pancia del granchio e trovi tutte le micro vongole che sono le nostre semine. Mangiano cozze, ostriche, mangiano piccoli pesci, ma se li trovano in rete mangiano le orate dentro le reti, tagliano le reti. È una specie aliena, forte e anche cannibale. Se non trova cibo mangia i suoi stessi simili, cioè granchio mangia granchio, questo lo possiamo dire. Cioè, questo è un cataclisma per i nostri territori. Perdiamo una dimensione produttiva, sempre a giustificare lo stato di emergenza. Perché comunque se facciamo il 40% delle vongole nazionali, se non le facciamo più noi, abbiamo perso una dimensione produttiva. Ne perdiamo ovviamente occupazionale, quello che è l'economia, ma ne perdiamo una, perdonatemi se lo dico, che per me è importante, che è identitaria. Cosa potrebbe essere il Veneto senza la produzione di vongole, cozze, la produzione di quello che è la piccola pesca, insomma tutto quello che si fa? Sarebbe un altro Veneto. Allora questa è una battaglia che dobbiamo portare avanti. Allora, sul fronte di biodigestione ci siamo, c'è un problema di autorizzazione, non lo so come lo risolviamo, perché comunque quello che si pesca va remunerato e va biodigerito, definiamolo così. Sul fronte della presenza della regione noi ci siamo, però attenzione che io non ho la bacchetta magica. Diciamo che il booster, il turbo, ce lo mette se abbiamo la dichiarazione dello stato d'emergenza. Ne ho parlato in più occasioni, sembra che non ci siano
ritrosie. È bene che si capisca a livello nazionale, ma non metto in dubbio, attenzione che non voglio essere mal interpretato, che non si sia capito, ma in generale non sto parlando del Ministro dell'Agricoltura, non sto parlando del Presidente del Consiglio, non sto parlando del Governo, ma in generale che si capisca che il Veneto è in difficoltà in questo momento. Allora, si fa tanto rumore giustamente se una fabbrica va in difficoltà, si muove il mondo intero, sembra che con la pesca sia fatto così un po' bucolico, questi bei granchi adesso mangeremo tutti, cambieremo le diete, sì, per carità, ai cittadini faccio appello che chiedano il granchio blu dappertutto, perché comunque la pesca non sappiano che i pescatori, ma questa non è la soluzione, che sia chiaro, questa non è la soluzione, perché se questa fosse la soluzione è come a dire a uno prendi il secchio e svuota il mare, non si riuscirà mai. Dopo ripeto e chiudo perché prima mi sono perso, la natura. C'è sto dato ad esempio di queste, delle femmine, adesso lo facciamo vedere, delle femmine che vanno in mare, me lo confermate questo? Che si cominciano a pescare femmine in mare, femmine di granchio blu. Questo non inquieta poco, perché se mette piede e mette radici in mare cambia nuovamente un'altra volta lo scenario. Adesso noi dobbiamo capire, abbiamo 300 nasse come Veneto Agricoltura che mettere giù, che stiamo mettendo giù, per capire qual è il movimento, cosa succede, per riuscire a capire se c'è innanzitutto una, come si può dire, una storia che possiamo interpretare rispetto a come vive questo granchio blu, e dall'altro capire anche se abbiamo un antagonista naturale, questa è l'altra roba da capire. Temi della salinità e delle temperature delle acque ci possono aiutare come ci possono non aiutare. Sicuramente ha pesato moltissimo l'innalzamento delle temperature e la salinità. Questo granchio andato dalle parti di Miami in Florida lo vedete attraversare le strade di sera. Sono da noi attraverso i rospi e da loro i granchi. E lì sembra che sia fatto, dammelo pure, cioè, tanto poi io conosco tutti. Ah, ancora che lo scappi, non scappa, no, sta tranquillo. Questo è un maschio fra l'altro. E questa è la nostra tragedia. A me dà un po' da pensare che qualcuno lo vede anche come un aspetto simpatico, qualcuno lo fa i cartoni animati. Questa rischia di cancellare la pesca, le marinerie in Veneto. Chiaro, Io non ho altro da aggiungere, signori, vi ringrazio per gli sforzi che state facendo, comprendo fino in fondo le difficoltà, ripeto, la battaglia adesso in queste ore, la nostra richiesta dello stato di emergenza presentata l'8 luglio e l'8 agosto è l'unica via d'uscita nel breve per comunque cominciare a mettere in fila le robe. I pescatori siamo a disposizione sia con Marchesini che con Johnny che è qui presidente, insomma tutti sono qui. Johnny vieni qua a tenere in mano questo. No, tu sappi che non fa niente. Questo è del plastico, non ci vuole. E ringrazio l'assessore Corazzari che mi ha sempre tenuto informato, so che vi segue, so che viene in assemblee, la consigliera Cestari, che poi sono qua dal territorio, sono coloro che tengono i rapporti diretti. Grazie ancora a Coldiretti e grazie a voi per la pazienza, grazie. Ah no, una roba, fermila. Barba Marco, io sono il primo ad avere il fastidio di spendere ogni volta 300.000 euro, è come spolverare, sportiamo la polvere da un posto che altro, che dopo torna. Allora, adesso siamo in fase più aggressiva da qualche mese, abbiamo chiesto al Ministero, siccome fuori dalla bocca non è più competenza nostra, siamo in Italia, noi abbiamo due alternative, o che il Ministero ci fa, scusatemi in italiano, o il Ministero ci fa il pettine e quindi evitiamo l'insabbiamento della bocca di Barba Marco, oppure fare una roba un po' più furba, introdurla con l'area di competenza del rigassificatore della portualità e vedere se riusciamo a fare i lavori con questo sistema. Ma ho ben chiaro qual è il problema. Ho ben chiaro qual è il problema e ho ben chiaro anche la preoccupazione della marineria qui di Pila rispetto all'uscita, rispetto all'insabbiamento e tutto quello che è. Per quanto... Ok? Grazie, buongiorno, buona giornata e buon lavoro.